Sono orgoglioso del lavoro che le nostre forze dell'ordine, i nostri militari, polizia e carabinieri fanno per la sicurezza degli italiani e saranno operativi per le Olimpiadi. Se poi altri paesi stranieri di qualunque parte del mondo per proteggere i loro atleti o i loro rappresentanti porteranno le loro forze dell'ordine, qua si rispettano le leggi italiane, comunque non ho nessun tipo di problema, nessun tipo di preoccupazione, ma qua c'è gente che si è lamentata perché per fare la pista di bob abbiamo tagliato un po' di alberi quando ne verranno ripiantumati 10.000. Quindi di che cosa stiamo parlando? Entra a piedi uniti nella polemica di queste ore Matteo Salvini, incadore per l'apertura delle varianti olimpiche, Olimpiadi su cui si allunga l'ombra della famigerata IC, la polizia anti-immigrazione americana protagonista delle tensioni e delle rivolte del Minnesota. La presenza di agenti scelti è di fatto un giallo. Se in mattinata Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha confermato che IC servirà a tutelare la sicurezza del vicepresidente americano Vance e del segretario di Stato Rubio presenti all'evento, poche ore dopo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero ha smentito ogni coinvolgimento a stelle e strisce, non c'è alcun accordo sottoscritto. Nel frattempo Luana Zanella, capogruppo AVS alla Camera, torna a chiedere al ministro Piantedosi di riferire in aula con urgenza. Lo stesso presidente Alberto Stefani sul punto cerca di ironizzare, ma sembra non gradire interferenze esterne. L'unico ICE che conosco, se vogliamo definirlo così, è quello di Matteo Zoppas, che permette ovviamente al nostro Veneto di poter essere protagonista nel mondo. Questo è l'unico strumento che noi dobbiamo valorizzare, tutto il resto non fa parte della nostra storia, non fa parte del nostro territorio. E tra un taglio del nastro e l'altro c'è spazio anche per occuparsi dei temi interni al partito, su tutti lo strappo che in tanti danno per imminente di Roberto Vannacci, pronto a uscire dalla Lega per fondare un suo partito. La Lega è bella perché ci sono tante anime e quindi la Lega è Zaia che è un patrimonio fondamentale, Giorgetti che fa il ministro dell'economia e Vannacci che porta il suo valore aggiunto. La Lega sono tante donne e tanti uomini diversi. Poi ripeto, se sarò qua in Veneto a commentare altri problemi della Lega e prenderò un altro 36%, vorrà dire che va bene così. Tenere insieme i pezzi della Lega sembra essere la linea del leader che intanto ha confermato tra i suoi vice segretari nazionali proprio Alberto Stefani, l'ex Delfino diventato governatore. Eppure per quella carica alcuni si aspettavano la nomina di Luca Zaia, il cui destino, rigorosamente top secret, sembra essere stato deciso. Zaia può essere prezioso in diversi ruoli, ne ho parlato con lui, ne parlerò con lui nei prossimi giorni, abbiamo già concordato io e lui che cosa fare e certo non lo vengo a dire a voi.